Domenica 27 marzo a Feltre si è disputata la finale del campionato provinciale di Belluno della categoria Under 18 femminile. A giocarsi il titolo provinciale e contemporaneamente l'accesso alla fase regionale erano l'Albaluna Feltre, imbattuta in campionato, e la Fullin Spes Dolomiti, classificatasi seconda. Le squadre erano seguite da numerosissimi sostenitori che affollavano gli spalti della palestra Luzzo, tifando calorosamente per l'intera durata del match. La gara ha visto un primo set molto equilibrato in cui ha prevalso l'emotività. Le finaliste sono rimaste appaiate sino al termine del set, che vede premiati gli sforzi del più quotato Albaluna. Alla ripresa del gioco, l'incontro cambiava volto, riducendosi a un monologo del Feltre che dominava la Spes Dolomiti in tutti i fondamentali, prevalendo quindi agevolmente per 3-0. Sentiamo i protagonisti del team vice campione. Siamo contente di essere arrivate in finale, nonostante il risultato, perché comunque siamo un buon gruppo, cresciuto quest'anno insieme perché è una fusione fra due società di Belluno, sempre, siamo un gruppo numeroso. Allenarsi è stato difficile perché eravamo in tante, infatti gli allenatori che abbiamo avuto hanno fatto un buon lavoro e nonostante il risultato è stato bello arrivare fin qua perché siamo divertite. Ora ce la giocheremo anche in prima divisione, che stiamo facendo anche quel campionato e la squadra va bene anche così, penso che il risultato sia buono per tutti. È stata una bella soddisfazione arrivare fino a qua. E io le ragazze le conosco soltanto da un mese e mezzo, 2 mesi, direi che nel corso della stagione, di questa breve stagione personale, hanno fatto dei grossi miglioramenti. Probabilmente giocare con una squadra come il Feltre, che ha delle buone individualità e una buona organizzazione tattica, ci ha un po' limitato nell'espressione dei nostri fondamentali, però sono abbastanza soddisfatto della crescita fatta fino ad oggi. Ringrazio tutte le persone che ci hanno aiutato a contribuire a questa grossa crescita individuale. Ricordo a tutti gli amanti del volley e alle ragazze mie che comunque la crescita passa solo attraverso gli allenamenti e quindi da domani si ricomincerà in palestra a 2 ore di massacro. Perfetto. Io è un anno che seguo questa squadra e sono orgoglioso delle mie ragazze, hanno giocato splendidamente il primo set. Il secondo e terzo servirà solo come bagaglio che ci porteremo appresso per il prossimo anno e non ho nient'altro da dire. Faccio i miei complimenti alle mie ragazze, all'allenatore che ci segue e sono contento. Entusiasmo alle stelle naturalmente per i vincitori del titolo provinciale. È stata una vittoria molto sudata, l'altra squadra anche era di un livello buono. Noi abbiamo messo tutta la nostra grinta, tutta quella che potevamo mettere e all'inizio abbiamo avuto dei all'interno della squadra così, ma poi siamo riuscite a metterci bene d'accordo e niente, siamo contentissime perché abbiamo fatto un lungo percorso e questo è la fine del nostro percorso, ci abbiamo messo tutto l'impegno e siamo contente così. Beh, sicuramente ci dobbiamo trovare con squadre nettamente superiori anche a noi, dare il massimo perché siamo anche una bella squadra, molto unite e anche tecnicamente alla fine siamo brave. Spirito di squadra sicuramente ci vuole e è quello che ogni tanto manca anche a noi perché quando cominciamo a calare lo spirito di conseguenza cala, però ce la metteremo tutta. Siamo molto contente di andare ai regionali perché ce la siamo meritata, è stata una vittoria sudata e sicuramente troveremo squadre nettamente superiori a noi, però noi terremo la testa e è quello che ci vuole per affrontare un livello superiore perché siamo una bella squadra e ce lo meritiamo. È stata una bella finale, abbiamo giocato molto bene, il primo set è stato molto duro, però abbiamo riuscito a portarlo via fuori. Lo più bello di tutto questo è ovviamente vincere una finale, però il lavoro che si fa ogni volta, in ogni allenamento, sempre con questo gruppo che è andato avanti molto bene. Adesso in regionali vediamo, per noi sarà un'esperienza molto importante, speriamo vincere qualche partita e se vinciamo tutte meglio, però l'importante sarà che la squadra, il gruppo continui con questa crescita sportiva. Il presidente del Santa Giustina ci parla della nuova collaborazione attuata con la Pallavolo Feltre. È nata questa collaborazione quest'anno
per l'amicizia e la profonda stima che ci lega non solo come presidenti ma dirigenti. Abbiamo pensato che era giusto unire le forze in questa nostra provincia che può sembrare piccola ma che può dare grandi risultati. Unendo le forze le nostre ragazze si sono migliorate e sono arrivati a questi bei risultati che speriamo poi di portare avanti anche in fase regionale e non essere sempre il fanalino di coda della regione. Questo il commento conclusivo del presidente della FIPAV Belluno. Io direi che la cosa giusta da fare è quella di fare i complimenti alle ragazze del Feltre che hanno vinto questa prima finale della stagione, l'Under 18, battendo lo SPES Belluno. Una stagione che ci vede in crescita come numero di praticanti, come società iscritte nell'Under 12, nell'Under 13, nel movimento giovanile e che ci vedrà nel giro di 2 mesi in occasione di un trofeo delle province protagonisti, saremo protagonisti perché lo organizzeremo noi, è la manifestazione più importante del Veneto a livello giovanile e per una volta tanto non lo organizzerà Padova, non lo organizzerà Venezia, ma saremo noi di Belluno, ovviamente grazie all'intervento del Comitato Regionale Veneto, a farlo. L'occasione per farci vedere tutti belli presenti, insieme tutte le società a collaborare e far vedere che Belluno c'è nella pallavolo che conta.